Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dai. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio TV. Pronti, buon pomeriggio a tutti. Ormai siamo arrivati alle battute finali di questa di questo fine campionato, se possiamo chiamarlo così. Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì 27 aprile. Vado a dare subito il benvenuto a loro. Mister De Cento, buonasera. Buonasera ragazzi. Ferdinando Toro, buonasera. E ciao anche, ben ritornato a Claudio Salpietro. Ciao Mary, ciao Claudio e buonasera mister. Ciao ragazzi, buonasera. Battute finali ragazzi, perché possiamo dire che siamo quasi giunti al termine, insomma abbiamo l'ultima puntata in settimana e poi ci si rivede durante i playoff. Diciamo un fine campionato un po' triste. No, triste no, se lo guardi da certi punti di vista. Triste. Va bene, tipo il secondo posto, Toscano diceva che era del Catania, ecco, è arrivato al secondo posto, anche se è arrivato in malo modo, perché comunque quello che abbiamo visto ieri secondo me non è calcio. Ne parliamo dopo, perché abbiamo una telefonata, quindi ne parliamo dopo. Diamo subito il benvenuto. Sì, diamo subito il benvenuto a Gennaro Monaco. Gennaro, buonasera e bentornato qui a Sotto il cielo rosso azzurro. Ferdinando, grazie. Buonasera Gennaro. Buonasera. Gennaro, proprio qui da questi microfoni tu tempo fa facesti quella che è una previsione, no? Di quello che doveva essere il campionato del Catania, non perdere con le piccole, magari cercare di non perdere quelli che erano gli scontri diretti. Sugli scontri diretti possiamo dire che tutto sommato è andata bene, che alla fine abbiamo perso solo quello con il Benevento, ma con le squadre piccole abbiamo fatto fatica. Se tiriamo un po' le somme, dammi tu un giudizio del Catania di quest'anno e per quello che tu hai visto. Partendo da questo di Benevento, il nostro Catania ha dominato, lì poteva anche vincere la partita, solo che abbiamo avuto 2 episodi contro e abbiamo perso, perché a Benevento il Catania la potevamo vincere veramente. Purtroppo dall'inizio abbiamo perso punti con squadre come Sorrento, Siracusa, tutte quelle squadre che sotto che ti fanno punti per far vincere il campionato direttamente. Però adesso tu lo sai Ferdinando, sono sempre positivo, si spazza via tutto, tutti con entusiasmo, tutti intorno alla squadra per tirare il massimo a questi ragazzi per vincere i playoff, perché adesso parlare di quello che è stato è sotto l'occhio di tutti, no? Tutti quanti hanno visto, noi abbiamo cercato sempre da tifosi di dire le cose come stanno, perché io ho detto 7 mesi fa, se vogliamo vincere il campionato dobbiamo vincere con le piccole. Purtroppo abbiamo perso tanti punti, ti ho detto, con diverse squadre piccole, però abbiamo fatto un secondo posto importante, un secondo posto che ti dà la possibilità. Oggi mi studiavo la griglia dei playoff, noi possiamo vincere il campionato, perché le squadre più forti, secondo me tecnicamente, il Brescia e l'Ascoli, li prendiamo in finale, non li prendiamo in semifinale. Se tu vedi la griglia dei playoff, noi possiamo vincere questi playoff, perché 4 partite andiamo in Serie B, 4 partite ci portano in Serie B, e con i 20-25 mila cuori rosso-azzurri non ci ferma nessuno. Io mi auguro che sia così anche Gennaro, perché quando fu allora poi vinceste playoff quell'anno siamo ritornati in B, e questa è una cosa che sicuramente ci fa ben sperare, anche se guardando le partite come quella di ieri, anche se era una partita ormai da, come posso dire, fine campionato, forse anche una partita del volemo sebbene, se si può dire così, e voglio dire lascia qualche dubbio. No Ferdinando, io tu lo sai, sono sempre stato schietto, no? E perché queste ultime partite, e se tu vedi altri risultati, 3-3, 5-5, 5-4, 5-2, ormai la mente di parecchi calciatori già sta al mare.
diciamo non era nel nostro caso, però siccome quella era l'ultima partita, poi si pensa la cosa più importante sui playoff, cioè i playoff ti portano in Serie B, è normale che ci sarà un altro spirito, al massimino ci sarà una bolgia come sempre, come abbiamo sempre fatto, ci sarà naturalmente quella partita di ieri, io che ho giocato non la prendo proprio in considerazione, naturalmente il tifoso ci rimane male perché ti aspetti una vittoria con tutta quella tifoseria che c'era a Caravaggio lì, tutti quei tifosi che sono andati a vedere il nostro Catania con entusiasmo come sempre, una festa 2 ore prima, 2 ore dopo. Naturalmente dispiace non vincere, però diciamo che l'ultima partita di campionato ci può stare. Dunque dobbiamo soltanto attendere quest'altro momento di resettare tutto e poi pensare sicuramente ai playoff, ma quello è voglio dire è normale. Ti faccio fare una domanda qui da mister Rosario De Cento. Gennaro, buonasera, cioè, abbiamo avuto un piccolo battibecco a inizio stagione, ma era un battibecco dovuto sempre con la schiettezza. Bravissimo. Bravissimo. Ragione entrambi, no? Ecco, è bravissimo, sono d'accordo con te in quanto bisogna essere molto schietti, anche se nel calcio purtroppo non esiste. Sai, io sto seguendo il Catania delle partite dentro e diciamo che dal girone, da quella famosa partita di Sorrento in cui a Potenza abbiamo perso, il Catania sembra che abbia preso fiducia e fino a ieri ho visto una squadra un po' sfilacciata, un po' non molto convinta delle proprie qualità, quantità, potenzialità. E come dici tu e come penso pure io, dovremmo tutti azzerare, nel senso che dimenticarci il campionato fino a ieri e ricominciare un nuovo campionato. Ma questa cultura dovrebbe averla Toscano e i giocatori, penso maggiormente, perché il tifoso, mi ricordo che eravamo, 25 aprile lì, no, quando fu? Comunque eravamo a Pasquetta, eravamo tutti quanti allo stadio, quei 15, stiamo parlando Pasquetta, tutti quanti erano allo stadio e abbiamo visto una prestazione molto scadente. Quindi la preoccupazione un po' di tutti quanti noi, che noi tifosi, pur azzerando il tutto, i giocatori abbiano ancora nella testa qualcosina che non quadra, non funziona, non so dovuto a che cosa, dovuto all'amarezza della prima posizione, l'ha persa tempo fa. Dico, tu cosa pensi? Qual è, diciamo, un po' il sistema per cambiare idea, ecco, al campionato fatto fino ad oggi? Io penso che tutte le vicissitudini che sono successe, il fatto che siamo arrivati carichi fino a Benevento, io ho visto tutte le 2 partite da vicino, Benevento e Salernitana. Noi le potevamo vincere tutte e 2, ci cambiava la stagione, vincevamo il campionato. Purtroppo per noi non abbiamo vinto queste 2 partite e c'è stato, diciamo, anche a livello mentale, vai a 6, 8 punti, 10 punti dal Benevento. Però la cosa che è stata brutta, che è arrivato Viali ha cambiato mentalmente il tipo di gioco. Abbiamo perso tutte quelle consacrazioni difensiva, offensiva che c'aveva Toscano, quei ragazzi che non rischiavano mai durante il campionato, perché non è che giocavamo bene, però non rischiavamo mai, facevamo sempre il golletto 1-0, 2-1 e dominavamo con la fase difensiva. Quando è venuto Viali non si è capito più niente. Adesso sono d'accordo con te, mister, bisogna resettare tutto. Questi 15 giorni servono a Toscano e alla squadra di abbracciarsi, stare insieme con la società, con il presidente Pelligra, che secondo me insieme a Grena ha fatto una bella cosa, è andato lì in federazione a parlare con Lotito, a parlare con le altre sfere per dire guardate, noi esistiamo, ecco, noi ci siamo, dice, no? Ci siamo, non scherziamo, non mandateci arbitri che ci vengono contro, mandateci arbitri equi che noi dobbiamo andare in B, perché la società, mister, ogni anno mette 15-20 milioni non può metterli sempre, noi dobbiamo andare in via e ci possiamo andare, perché se tu vedi la griglia, l'Ascoli e Brescia non li pigliamo direttamente in finale, allora noi possiamo vincere questi playoff, perché se tu li prendi prima l'Ascoli e Brescia sono scontri diretti, puoi andare fuori, sono scontri diretti, sono d'accordo con te in questo, dai. Questi 2 squadroni li prendiamo in finale, dove
dove lì ci fa vincere il popolo rosso-azzurro. Ma Gennaro, poi sai cosa posso dirti? Parlando ovviamente qua, sai, tu conosci benissimo a Mario Marino piuttosto che a Pietro Romono, che tutti e due dicono la stessa cosa, come la penso pure io. Cioè il Catania ha i migliori giocatori del girone A, girone B e girone C, ok? Dico, e perché questa preoccupazione? Punto interrogativo. Mi sembra, ma ormai, come si dice, il latte è stato versato, bisogna resettare questi. Adesso siamo una settimana, siamo a maggio e dal 17 maggio siamo di nuovo dentro, 15 giorni di riflessione. Sarà bravo il presidente Pellicara con Grella a fare gruppo, a fare riunioni. Toscano ormai allenatore, io ti dicevo, Toscano è stato privilegiato perché 2 anni a Catania vedevo, gli ultimi 10 anni nessun allenatore ha potuto lavorare come lui. Lui conosce vita, morte e miracoli di tutti i giocatori, adesso deve solo essere bravo a farli ritornare come ad azzerare tutto. Non ci vuole tanto. E posso chiedere un'altra cosa? Tuo figlio dove sta giocando? Perché non l'ho più seguito. Mio figlio è a Livorno, ha finito, ma adesso viene a Napoli, ha avuto già 2 o 3 richieste, però va bene, ok. Da parte mia ti saluto, grazie Gennaro, gentilissimo. Grazie. Allora, signor Monaco, sono Claudio Salpietro. No, io sono Gennaro. Grazie per il tu. Niente, io ti volevo chiedere, ma secondo te in queste ultime partite che ha fatto il Catania, no, il calo che ha avuto, a parte il cambio di allenatore, secondo te un po' la squadra ha risentito un po' della contestazione dei tifosi, no? Che come si è parlato, l'ultima partita in casa il Catania è stato fischiato, giusto o non giusto? Secondo te da giocatore, ecco, quando una squadra, no, dei giocatori ci mettono quell'impegno, magari hanno dei momenti di difficoltà e poi la tifoseria contesta, è una cosa che i giocatori ne possono risentire in maniera negativa, ecco. No, ma non credo, anche perché sono idolatrati a Catania. Io sono molto amico di Titaccio perché si è sposata una cara amica mia qui di Napoli, sono amico di Caturano, cioè i giocatori più rappresentativi sanno che Catania è una piazza di Serie A. Catania è Serie A, ragazzi, io lo dico da 20 anni, da 30 anni. Si gioca in C2 ma era Serie A, si giocava in C1 era Serie A, si giocava in Serie B era sempre Serie A. E loro lo sanno, cioè hanno l'età, hanno la consapevolezza, cioè non stiamo parlando di giocatori giocatori hanno vinto i campionati, cioè la rosa del Catania è over 30, cioè è normale che il tifoso fa sentire un padre eterno a Catania, un giocatore importante, a te, la famiglia, i parenti, è normale che ti contesta, pure a noi ci contestavano. Quante volte Ciccio, Sara, ANR, Curva Nord, Curva Sud ci hanno contestato fino all'ultimo, ma sempre per il bene del Catania. Assolutamente. E ora quando ci vediamo e ci abbracciamo, loro dicono sempre noi vi contestavamo perché volevamo sempre di più, però poi ci hanno portato in trionfo, no? Nelle promozioni che abbiamo fatto, nei campionati salvati. Beh, questo è il classico del catanese, questo è... Sì. Gennaro, l'ultima domanda. Tu voglio dire, poco fa hai detto hanno fatto bene Presidente, Pellicara e tutto il resto a farsi sentire, ma secondo te hanno fatto bene a fare questo ritiro pre-playoff? Sì. Serve ad azzerare secondo te? Sì, perché tu rinforzi il gruppo, fai unione. Allora, noi la nostra forza fine anni 90 con Mister Cucchi e poi dopo con Mister Pellegrino, che abbiamo vinto il campionato di C1 con Baronchelli, Ezzo e Michele Zeoli, era questa. Noi stavamo in ritiro, Caucci improvviso, Catania è troppo bella, ci importava 10 giorni a Norcia e stavamo tutti là insieme a Norcia a giocare a carte, a giocare insieme, poi ci portava 10 giorni a un paese là in Abruzzo, cioè, si fa gruppo, si fa unione e si vince il campionato. E si chiariscono tante cose. Ragazzi, si chiariscono tante cose pure, no? Tu mi insegni che si chiarisce tante sfumature fra giocatori, in quanto perché prima fai gli allenamenti, vai di qua, chi va di là, invece in questi ritiri ci si chiarisce, ci si supporta veramente nel senso della parola di aiuti morali, di aiuti fisici e tutte si crea un cose. legame, va.
si crea un legame incredibile e poi si vede anche chi sta più in forma. Ma cioè, si può parlare, perché si può parlare, ci sono ancora i testimoni vivi, che Maurizio Pellegrino e Riccardo Caucci. Quando abbiamo vinto i playoff, io ho fatto il pazzo. Sai perché ho fatto il pazzo? Perché dissi, ragazzi, prima di vincere i playoff deve giocare Bussi, Andrea Bussi. E no, diceva Graziani, e qualcun altro dice no, devi giocare Breda e Pane. Io dissi, se gioco Breda e Pane, sono bravi tutti e due, però devi giocare Pane e Bussi, perché Bussi ti corre per 3. E ragazzi, ma vi ricordate i playoff chi giocò? Giocò Bussi. Quello. Se io non insistevo come uomo squadra, come uomo dei tifosi e cose, e Caucci disse, ma Gennaro Monaco per dire questo in questi 15 giorni ha visto che Bussi corre più di Breda. Maurizio disse Maurizio, vabbè, facciamo giocare Bussi. Ma no, Bussi non doveva giocare, deve giocare a Breda. Ma quella è storia. Appunto, la storia insegna, forse manca veramente un leader che come lo sei stato tu. Ma io ero per Catania, mi buttavo nel fuoco, perché a me mi dicevano Gennaro, tu non giochi, non fa niente che non gioco. Però quando contro i Baronchelli, contro i Iezzo, contro il Fini, Gennaro, tu sei stato uno dei difensori più forti del Catania, anche in Serie B, perché venne Tosciak che mi fece fare 6 partite. Tosciak era di Real Madrid, non ha giocato, non ha allenato a Passo Pisciaro. Che ti ricorda ancora Passo Pisciaro? Bravo. No, io ci andavo a comprare il vino. Ti conosco tutto Catania e provincia, perché mi sento uno di loro. E Tosciak diceva Gennaro Monaco è il più forte. Cioè, ma io dicevo, mister, non devo giocare, io devo fare solo l'uomo spogliatoio. E lui no, lui diceva Gennaro Monaco e mi faceva giocare. Mi fece giocare a Napoli, migliore in campo, giocare a Lecce, migliore in campo, giocare a Livorno, migliore in campo. Poi mi dissero tu non devi giocare più. Non ho giocato più perché non mi interessava giocare, a me mi interessava che il Catania rimanesse in B, perché stavamo lottando per la Serie B. E questi sono bei ricordi, esatto. Gennaro, io come sempre ti ringrazio, ti aspetto per questi playoff, se riesci almeno una partita, ci vediamo qui a Catania. Ci vediamo insieme e urliamo insieme. Esatto. L'importante è questi 15 giorni che facciano gruppo, può darsi che un nuovo Bussi possa giocare che corre più degli altri e Toscano tira fuori dal cilindro un altro giocatore che ci fa vincere i playoff, perché sono 4 partite, lo so. Va bene Gennaro, grazie da parte mia, buona serata sempre. Grazie a tutti voi, un abbraccio a tutti. Grazie Gennaro, un abbraccio, a presto. Ciao ragazzi. Ringraziamo Gennaro Monaco per questo intervento telefonico. Noi adesso dobbiamo andare rigorosamente in pubblicità. Ritorniamo tra pochissimo sotto il cielo rosso-azzurro. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Rientrati dalla pausa pubblicitaria, nuovamente in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti e tra un pochino ragazzi daremo voce anche a quelli che sono i vostri messaggi, anzi voglio ricordare ancora una volta il 388 8292 885 per tutti i vostri messaggini, scriveteci e tra un pochino, come dicevo, inizieremo a leggervi. Prima scambiamo 2 parole qui in studio ragazzi, perché non abbiamo avuto il tempo nemmeno di farlo. Sì, poco fa stavo dicendo appunto questo, no? Che prima che arrivasse la chiamata stavo dicendo che appunto questo non è sicuramente il calcio che mi piace vedere o il calcio che veramente questo non è non lo chiamiamo calcio, non lo chiamiamo calcio, infatti. Però va bene, ok, siamo arrivati lì, diciamo ci prendiamo anche questa delusione tra virgolette, no? Perché alla fine in un campo del genere, poco pubblico, poi veramente questo secondo me non è calcio, ma al di là di questo va bene lo stesso, ce lo prendiamo in qualche modo. Ora dobbiamo pensare appunto a queste 6 partite che vengono per questi playoff e poi andiamo a vedere un pochettino come si evolve la situazione. E ti posso fare una domanda a lei, mister, ma io ho visto oggi un po' il Maker, le quote, il Catania è stato favorito a 4 e l'Ascoli a 3.5.
è davvero così favorito il Catania? Ma lo era, lo era favorito anche agli inizi di questo campionato il Catania. Purtroppo poi in campo ci si va. Come dice Ferdinando, io ieri ho visto una squadra sfaldata, totalmente sfaldata, senza senso, senza voglia di lottare. Una squadra sempre a spezzoni, 3 davanti, gli altri dietro. E come abbiamo parlato un attimino fa, diciamo, resettiamo tutto. Io sono convinto che ai primi playoff lo stadio Massimino si riempirà con 20.000 spettatori, ma raga, si va in campo purtroppo, e dico ancora purtroppo, i ragazzi devono mettersi in testa che bisogna lottare veramente per una maglia gloriosa, non bisogna lottare per delle serie, facciamo la partitella e finisce. Mister, mi scusi se la interrompo, abbiamo una telefonata in linea importante, quindi direi di rispondere al telefono e riprendiamo tutto dopo. Va bene. Sì, abbiamo al telefono Mario Marino, diamo il bentornato qui a Sottacero Rosso Azzurro. Mario, buonasera e bentornato. Buonasera. Ciao Mario, buona serata. Ciao Taro, grazie. Mario, così voglio essere così subito diretto. Tiriamo le somme di questo campionato. Dimmi quello che secondo te l'andamento di questo campionato, se è giusto, e soprattutto se è giusto arrivare a 12 punti dal Benevento, perché per me è comunque una delusione. Dimmi tu quello che è il tuo pensiero. Il mio pensiero l'ho sempre ribadito, lo confermo ancora. Il Catania sicuramente dei 3 gironi aveva l'organico completo, non tra gli infortunati, tutto quello iniziale più completo dei 3 gironi. Per me avevo dichiarato a ottobre-settembre in un'intervista che il Catania poteva perderlo solo il Catania il campionato, il Catania lo ha perso. Secondo me lo ha perso la società, l'ha perso a gennaio col mercato di gennaio, perché il mercato di gennaio ha destabilizzato tutto quello che c'era con una squadra prima in classifica non ti puoi permettere di fare mercato. Quello che non ha fatto il Vicenza è Zamuner, il direttore sportivo, ha dichiarato: io non prendo nessuno a gennaio, sono in testa alla classifica, se mi serve qualcosa vado a vedere nel settore giovanile. E questo era quello che era anche il mio pensiero, o perlomeno, sai, dall'infortunio di Cicerelli forse avrei preso qualcosa, ma come hai detto anche tu, fondamentalmente Cicerelli è un pezzo unico per questa categoria. Ma non credo che sostituire Cicirelli ne avevi in casa, stavi facendo giocare Lunetta e Jimenez, avevi sempre d'ausilio, c'aveva un sacco di possibilità, c'era anche Stoppa al tempo, per cui non è che c'era qualcosa da cambiare. C'era un organico che era molto tranquillo, coeso, sereno, e poi alla fine si è scoperta la verità. È inutile che parlano in giro tutte queste cose qui. Toscano aveva chiesto solo un giocatore, si chiamava Acampora, era un centrocampista che oggi gioca titolare al Pescara e che era in uscita, svincolato dal Benevento, svincolato. Mario, ti posso dire la mia... Mario, scusami, ti volevo dire questo. Ho analizzato questa fine di campionato del Catania, 6, 7, 8 partite, quelle che siano, ma io vedo una rotazione in squadra allucinante, e tu mi insegni, e anch'io l'ho fatto, che una squadra deve avere le basi ferme. Questa squadra mi sembra che non abbia più le basi. Questa squadra, se tu vedi la formazione di ieri, era totalmente cambiata. Quella vista in casa, totalmente cambiata. Quella con Viale, c'è stata una rotazione continua di giocatori che ti lascia un po' perplesso e dici: aspetta, ma voi questa formazione come la fate? In base alla simpatia, alla condizione fisica? Perché, Mario, scusami, e poi chiudo, qualsiasi allenatore punta su 13-14 giocatori e quelli sono. E invece nel Catania Calcio l'ultimi 10 partite non si è capito più nulla. Tu dici una cosa, io in questo caso difendo Toscano, perché Toscano fino al mercato aveva fatto così, giocavano sempre quelli e bene o male, i risultati venivano. Non solo venivano, e poi ci sono 2 cose: il mercato è una situazione dove il Benevento su 19 partite ne ha vinte 16 prima di incontrare il Catania, qualcosa di allucinante, non è semplice, No, assolutamente. È capitato, ma quando l'allenatore ti chiede un giocatore solamente, ti chiede di mandar via Caturano perché non lo vedi in condizione di poter reggere per tutto il campionato, ti chiede eventualmente di
andarla a sostituire. E nel momento che c'è il mercato si fa male Di Gennaro, e loro avevano già bloccato, non so se vi ricordate che Micheli doveva firmare, non doveva firmare a scusa del Monopoli, e che Toscano non voleva il difensore centrale, ma al momento che si fa male Di Gennaro ha dovuto accettare il primo difensore centrale che hanno preso, che conosceva l'ambiente, era esperto, era stato a Catania con Calcio Catania SPA, e quindi era una persona che poteva anche starci. Sì. Ma il mercato sicuramente, ma non vi ricordate una cosa, io rispondo anche a Saro, ma quando c'è stata la presentazione di Viali c'è un intervento dell'ex direttore sportivo Pastore, che andate a rivederlo, che nomina i giocatori, nomina Bruzzaniti e gli altri, li nomina 3-4 volte avendo Viale al lato, e come per dire, secondo me, devono giocare anche quelli che abbiamo preso a gennaio, e quello alla prima partita fa giocare tutti quelli che hanno preso a gennaio. Cioè, ma di cosa stiamo scherzando? Quando non è terza categoria, forse qualcuno dice questa squadra ha preso probabilmente proprio ha preso come si posso dire, un sistema, perché questa squadra mi sembra senza sistema di gioco. Allo sbando. Nel frattempo sono stati abbandonati Pieraccina, Allegretto, un po' Ierardi, sono stati abbandonati giocatori che prima avevano portato bene o male con le loro prestazioni il Catania prima in classifica. Qua non c'è, sono i numeri, non sono qua simpatia, antipatia, sono i numeri, e quello era imbattuto in casa, poteva non piacere, poteva fare tante cose. Ed era questo, Mario, non piaceva, e ancora ora non piace. Ma che non piace o meno, Saro, i fatti nel pallone, alla fine chi vince ha sempre ragione. Benissimo. Mario, ferma, però non discordare che lui è stato allontanato con 12 punti di distacco dal Benevento, non è stato allontanato perché era antipatico, Mario. Saro, ma non è stato allontanato, bisogna vedere che tu dopo cioè se uno deve conoscere, già me ne hai raccontato, infatti ne hai parlato anche qua nella radio. Purtroppo conosco alcune realtà, alcuni fatti. Quando tu perdi a Sorrento sei esonerato e poi ti blocca Pelligra, e tu vieni a sapere dallo stesso Fabio Caserta che l'avevano chiamato. Dai, è come se tu ti chiamano, io Mario Marino è l'allenatore, e tu dici: Mario, ma che è sta situazione? Ma non è normale la vivibilità dopo. Mario, però è anche vero che si vive di... Devi giocare con Salernitana, devi giocare con Benevento. Mario, si vive di contratti, Mario. Ma si vive di contratti, il signor Toscano ha un contratto, il signor Viale ha un contratto, non è né dilettante, te ne vai a casa, come faccio ora? Hai un contratto e viene rispettato. Hai un contratto, ma stiamo parlando di persone normali. Tu, in un momento che tu non c'è più fiducia dentro, non puoi vivere più. Bravissimo. E allora è stata fatta una scelta azzeccata inerente al... Secondo te allora la scelta sbagliata l'ha fatto Toscano, si deve dimettere, o è la società che deve esonerarlo se non gli piace? Loro invece poi hanno vissuto in una situazione dove Salerno e a Benevento vanno via per la scusa della tifoseria, che cosa non vera, e vanno a vedersi, l'hanno lasciato sola nella partita delicata della stagione. Tu immagina, Saro, io non voglio essere... No, stiamo discutendo, Mario, che discorsi sono? Se tu non perdi a Benevento, io ero in una trasmissione di Umberto De Chini della partita prima, gli ho detto: il Catania può anche non perdere, resta a 7 punti, e con le trasferte che c'ha il Benevento e con la crisi che aveva in quel momento, avevano i giocatori più importanti del Benevento, Maida, Scognamiglio, Tominello, avevano avuto un calo. Queste partite a 7 punti ancora si gioca, e tra l'altro ancora c'era l'attesa del Trapani, e invece sono andati via da Benevento tutta la società. Qualcosa di impressionante, dai. Questa è una forma di contestazione, Mario, scusa, gli allenatori professionisti vanno incontro a queste situazioni di esoneri, di chiamare Tizio per rientrare Caio, ma anche tu hai un contratto, ben contratto, e tu devi fare il professionista a tutti gli effetti. Va bene. Mario, però quando perdi la serenità nello spogliatoio, la compattezza del gruppo, cioè non recuperi più niente. No, sono d'accordo con te. Non la recuperi più.
oggi è una dimostrazione di un gruppo sbandato e non c'è niente da dire. Ti dico questa, Mario, scusami, ti dico questa e poi io non parlo più, sennò poi mi dilungo io. Cioè, ieri Catulano ha fatto un gol fortunoso, tra virgolette, quello che sta a fare lui. Cioè, la gente, qualche tifoso l'ha osannato, ragazzi, non ha toccato palla, l'ha osannato, come se avesse fatto non so cosa, una prestazione meravigliosa, e il Catulano è tornato. Ma aspetta, ferma un attimo, ma c'è qualcosa che per me non corrisponde più. Rosario, nei 20 minuti in cui hai giocato non mi dispiace. Ah, vai, Ferdinando, su. Comunque dai, non girava nulla attorno, cioè nel senso non si è visto ieri poco, si è visto poco di tutto. Io ieri ho visto una squadra che ha regalato per l'ennesima volta un tempo alla squadra avversaria. Sto parlando che a livello di gioco non si è visto niente. Ieri l'Atalanta si presenta con il 2005, 2006, 2007. Bravissimo, 2008. bravissimo. Stiamo facendo la media che è di una squadra di 20 anni, non è che stiamo facendo neanche 20 anni. Cioè, non è che quindi a prescindere. Poi c'è stato un momento che il Casarano, che sta vincendo 3-0, ha mollato l'Atalanta, non gli serviva più neanche vincere la partita a qualunque costo. Capisco che a tutti piace vincere, quindi poi il gol è stato di opportunismo, sicuramente anche fortunoso, una palla che non usciva dall'area di rigore. Non lo so se una squadra con dei giocatori importanti quel gol si prende, una squadra leggera magari la palla che è rimbalzata 3-4 volte in area di rigore, non lo so. Una caramba c'è stato. Mario, comunque lasciando stare questi discorsi, ormai è passato. Ormai è passato, appartiene al passato. Io ti voglio fare un'altra domanda dall'alto della tua esperienza. No, l'esperienza, poi il pallone ogni giorno. No, lo so, io voglio un giudizio tuo, che secondo te, qualora si dovesse riuscire a mettere a posto la situazione, ricompattare il gruppo, questa squadra in mano a Toscano, c'è la possibilità secondo te di poter vincere questi playoff? Allora, stai parlando con uno che ha fatto 6 anni consecutivi di playoff, giusto? E li ha persi tutti il Catania, più questi 4 finali che ha fatto dopo che non ci sono io, dopo i 3 che ha fatto adesso questo Catania, che li hanno persi tutte e 3. I playoff non sono partite o campionato, sono partite difficili, sono partite dove tu non puoi mollare, non puoi sbagliare, dove tu non ti puoi distrarre e dove non vince la squadra che sulla carta è migliore, vince la squadra che arriva in condizioni mentali, che regge, che è più serena, che non ha niente da perdere, la squadra più sbarazzina, come l'ha vinto il Palermo con Baldini, con Pescara con Baldini, una squadra sbarazzina, una squadra leggera. Il Catania ogni volta che è stata lì per giocarsi i playoff li è stata eliminata sempre, e con me siamo stati eliminati alla prima con la Juve Stabia, siamo stati eliminati con il Siena, siamo stati eliminati col Trapani, siamo stati eliminati nel momento che io veramente credevo, dalla Ternana vincevamo 1-0 a 5 minuti dalla fine a Terni, incredibile, in un momento che la società era quasi fallita, ma c'era una compattezza di gruppo incredibile. E lo so, quelle delusioni me le ricordo tutte. E quindi ti dico, il Catania ha questa dote relativa, negativa di playoff non mai superati, cioè non è semplice, perché gli imprevisti, le sorprese sono dietro l'angolo. Ma lei se dovesse dare una percentuale di vittorie, una percentuale non la do, perché le seconde è una grande fesseria, perché tu arrivi secondo, perché poi ci sono anche i fatti che tu devi giocare fra un mese, devi andare a cercare ora la possibilità di allenarti come loro faranno, con amichevoli, ma c'è che arriva, che si è piazzata quarta, quinta, che entra dopo 15 giorni e fa le partite, entra in una condizione di migliore, come lo fece il Trapani, come le hanno fatte altre squadre. Il Cosenza. Perché il Cosenza ancora di più, perché il Cosenza eliminò la Leonzio, eliminò la Sicola Leonzio a pochi minuti dalla fine, quando la Sicola Leonzio sono andata a vederla perché mi ci interessava seguire allora i playoff, e la Leonzio perse, che era la 10ª, la Leonzio, loro erano la sest'ultima, perse a pochi minuti dalla fine col Cosenza, dopo che la Sicola Leonzio aveva fatto una gran partita. Per dirti, da lì aveva un allenatore bravo che era Piero Braglia,
che piano piano sono cresciuti. Oggi c'è una situazione nuova, che è quella che la Salernitana ieri ha fatto rientrare Roberto Inglese. Mazzocchi è rientrato al Cosenza, il capocannoniere della Serie B, è rientrato domenica scorsa e ha fatto gol. Ieri ha giocato di nuovo e loro recuperano dei giocatori che possono essere decisivi, determinanti per i playoff. Sono partite non giudicabili, non facili da pronostico. Hai ragione. No, ma è sacrosanto Oggi la quello che dici tu. Salernitana, con un attacco del genere, con Inglese, diventa pericolosa, pericolosissima, Sì. perché ha pubblico, perché ha questo tipo di allenatore che bene o male con Scurto possono essere bravi a aver costruito piano piano il gruppo, e poi l'Ascoli sarà una squadra che ha inseguito, ma una squadra che ha possibilità di arrivare fino alla fine. Vabbè, dai, Mario, inseriamo pure il Catania in questo gruppo per poter... Il Catania sicuramente, Ecco, ma bravo. il Ravenna è stata costruita per vincere il campionato. Ha dentro il signor Braida, cioè non è che è il direttore generale, non è che è tutta gente che ha fatto pallone, che sa come in questi momenti ti creare i presupposti per essere attenti a tutto. Ma Lo so, Bisogna valutare Mario, ogni io cosa. ti chiedo scusa, tanto purtroppo ti devo interrompere. Prego. Dammi una percentuale e ci risentiamo dopo la prima partita di playoff, ti va? Sì, non c'è problema. La percentuale sarà 20% come tutte le altre, da dividere con le altre. hai ragione, A 5 squadre. è giusto così, è giusto. Perché Il Catania non ce n'ha percentuale, ripeto, gli ultimi playoff, gli ultimi 10 playoff, il Catania è stato sempre, non li ha conclusi. Ma tu È credi stato che questo eliminato prima della finale. questo sistema di playoff non è adeguato per la Serie C, vero? Per me il sistema dei playoff non è da Catania, perché la tensione, la pressione mangia tutto, lo so io perché personalmente col Siena, col Trapani, Tu l'hai Trapani in vissuto, casa. è normale. Io sono andato a vedere Piacenza e Imola, che erano le squadre più battibili, perché poi la fortuna del Trapani capitò che prese il Piacenza, che io andai a vedere perché pensavamo di superare il Trapani. Ma ricordatevi che il Trapani a Catania fece 2 gol nei primi minuti, il Golfo 2-0, e poi Cicciolotti pareggiò la partita. Ma noi eravamo in quell'anno, avvantaggiatissimi, eravamo sicuri di andare in finale. come oggi. Mi ricordo. E noi facemmo 2-2 al Cibali e 1-1 a Trapani in 10 uomini quando Andrea Sottile. Lo so, Cioè, loro non in è- panchina non è semplice. avevano Italiano, che comunque alla fine ha dimostrato di essere... Sì, ma avevano italiano, ma avevano che noi eravamo in 10 perché non so chi fu espulso, non ricordo bene, Curiale, non mi ricordo. Sì, c'è stata un'espulsione, sì, mi No, ricordo. mi pare Andrea Davis Curiale mi pare che fu espulso, ma quell'anno il Catania, come l'anno prima col Siena, ma stiamo scherzando, l'anno prima col Col Siena ci ha fregato una traversa. abbiamo eliminato anche l'Albino Leffe che era allenato da Mimo Toscano. Mi ricordo. Va bene, Mario, io ti ringrazio sempre. Ma no, assolutamente. Ci Grazie a voi. risentiamo dopo la prima partita di playoff, così giudichiamo insieme se sono riusciti a fare qualcosa di buono. Ciao Mario, grazie. Ciao, sempre Mario. sempre così chiaro, sei esplicito, senza sapere sulla lingua. Grazie, buon lavoro. Ciao Mario, Buon lavoro grazie. a voi, grazie, ciao. Ci piace a noi Mario Marino, ci piace parecchio. Ragazzi, oggi proprio abbiamo dato i numeri, abbiamo super sforato, ma va bene così, ritorniamo tra pochissimo, fermi lì. Bella radio. Bella radio. E allora ragazzi, prima di andare avanti volevo semplicemente dire una cosa, perché ovviamente arrivano delle domande, dato che comunque adesso siamo quasi in chiusura campionato, chiedono ma il programma finirà? No ragazzi, ci fermeremo solo per una piccola pausa e poi in concomitanza con i playoff ripartirà anche il programma. La prima partita sarà? Noi andremo in onda il 15 di maggio, che Ok. è venerdì. Come prepartita è la partita che poi avrà il Catania il 17 maggio. 17 maggio, sì. Quindi diciamo che giovedì, dato che il venerdì è festa, è il 1° di maggio, andremo in diretta noi per questa settimana. Giovedì saluteremo per questa prima tranche e poi riprendere il 15 di maggio. Ok? Quindi Sì. saranno 2 settimane di pausa.
Sì, perché poi venerdì comunque, giovedì poi manderemo un video con non svelare, non svelare. Perché così la gente magari rimangono a prescindere. Facciamo una cosa, siccome abbiamo un sacco di messaggini vocali, li facciamo ascoltare? Certo. E poi dopo diamo spazio un po' a tutto il resto. Iniziamo con il primo. Buonasera, desideravo fare una domanda al direttore Marino, o se non ci arrivate, agli ospiti che sono in studio. Dunque, la domanda è questa: Lunetta, Bruzzaniti, Cicerelli, D'Ausilio, Gimenez, Caturano, Forte, Rolfini, ma tutti questi giocatori servivano al Catania? Risposta veloce che vado avanti. Ma penso proprio di sì, ragazzi, ci sono gli infortuni, ma anche perché gioca lui contro gli attaccanti, quindi certo che sì. Alcuni di questi hanno tirato la carretta fino ad oggi, alcuni invece magari non hanno dimostrato il proprio valore. Hanno steccato. Ferdinando, se permetti, preferivo un trequartista meno e magari un centrocampista che dettava un po' la vincere il centrocampo. E quella è una santa cosa che stai dicendo. Andiamo avanti. Salve, buonasera, un saluto caloroso da Benevento. Peppe. Sono Peppe, volevo salutare tutti gli ospiti del Cielo Sottoazzurro e inviare, un in bocca al lupo al Catania per la disputa dei playoff. Personalmente credo che il Catania debba solamente ritrovare in questo momento, quindi staccare un attimo la spina e comprendere con mentalità e consapevolezza quella che è la forza del Catania, quindi capire che in Serie B non va solamente chi vince il campionato, ma ci andrà anche chi vince i playoff. Quindi auspico che i calciatori del Catania diano il massimo, così come lo staff tecnico, perché il Catania possa raggiungere la Serie B e insieme possiamo ritrovarci l'anno prossimo di nuovo sugli spalti. Grazie Forza Peppe. Benevento e Catania, un abbraccio a tutti. Grazie Peppe. Speriamo, incrociamo le dita, dai. Sotto il cielo rosso-azzurro. Andiamo avanti. Ciao Mary, ciao Ferdinando, buonasera mister, sono Pepitos. Ciao Pepito. Innanzitutto mi scuso che stasera non posso essere in trasmissione con voi. Volevo fare una domanda al mister. Perché Toscano questa volta ha preferito non mettere Di Tacchio e invece ha messo Gimenez a centrocampo? Ma io credo Volevo che capire questa cosa, non l'ho capita e secondo me il Catania ha sofferto tanto. Quel Gimenez messo lì ha sofferto tanto a centrocampo. Mister, volevo sapere un tuo parere. Allora, io per Gimenez, ragazzi, purtroppo sono a favore di Gimenez, quindi giratelo come volete alla frittata, per me Gimenez deve giocare sempre alle giocate che poi gli danno in questa categoria. Inerente probabilmente a Di Tacchio o Quaina e altra gente, c'è il rischio squalifiche purtroppo e magari i cartellini gialli o infortuni, quindi sicuramente si sarà tenuto, come si suol dire, in cura chi non è stato in campo, perché ne mancavano tantissimi. Andiamo con l'ultimo. E allora signori, buonasera a tutti da parte del sommario dei Sofoni e ringrazio a tutti voi per la trasmissione, che è una bella trasmissione. Saluto alla leggenda, a Mary Milano, a tutta la sua famiglia. Ciao zio Mario. A tutto lo staff per intero. E poi Caruso, dobbiamo stare tutti uniti perché la maglia rossa-azzurra è nostra. I giocatori ora finisce il campionato e si sgrignano.
Io loro restano altri, perciò stiamo tutti con i piedi per terra e stiamo tutti per la maglia. In bocca al lupo al Catania Calcio e a tutti i rossazzurri che siamo pure noi, perché noi altri siamo quelli che soffriamo. Buonasera a tutti e bene per la trasmissione Ferdinando e a tutti gli ospiti a Rosario Decento, e voglio salutare il grande presidente nostro Sebastiano Carilli. Ok, zio Mario, un bacione anche a te. Allora, zio Mario, e poi ieri per le altre cose, ieri a Bergamo, non so se perché ha visto la partita, è riuscito a vedere che Nicolò ha messo uno striscione, sì, i sufuni rosso-azzurri. Ieri in diretta a Sky. Ieri lo Zumare è diventato famoso. Comunque, grande. Siamo addirittura d'arrivo, ragazzi, quindi stringiamo il stretto. Siamo tutti sulla stessa onda, dicendo che in questa onda in cui diciamo azzeriamo il tutto, tranquillizziamo il tutto. Quello che non sarà tranquillo, e credimi, sarà una cosa meravigliosa la prima partita dei playoff, la seconda che giocheremo in casa. Ci sarà sarà una coreografia, secondo il mio parere, meravigliosa per queste categorie. Fermo restando, come dice Mario Marino e come diciamo un po' tutti, la pressione del tifoso rosso-azzurro, ragazzi, è pericolosa. Si fa sentire è pericolosa, è pericolosa. Playoff, a mio parere, con serenità. Ma non è facile, non è facile. Tutta quella pressione, cioè alla fine devi rimanere in questa categoria. Sicuramente poi dobbiamo andare, quindi viviamola, divertiamoci e possibilmente possiamo anche vincere. Ma sai cosa devo dire? Tutto passa attraverso loro, i ragazzi lo vogliono, perché come diceva lo zio Mario, ha detto una santa cosa, loro poi alla fine magari i giocatori l'anno prossimo giocheranno per un'altra squadra, saranno in altre piazze, indosseranno altre maglie, e purtroppo quello che poi rimane è l'amarezza di noi tifosi di cominciare un altro anno, perché sappiamo benissimo che Catania non è una piazza di Serie C, perché ragazzi ci sono partite anche in Serie B dove fanno 3.000-4.000 spettatori, cioè di che cosa stiamo parlando? Sicuramente i campionati non si vincono col blasone, questo è poco ma sicuro, però dico, meritiamo sicuramente qualcosa di più, e chi indossa la maglia del Catania questo lo deve capire, perché la maglia va onorata, la maglia è una maglia gloriosa per quello che concerne, diciamo, la nostra le nostre dimensioni, questo sia chiaro, non è che alla fine parliamo, però è normale che magari meritiamo qualcosa di più. Io non mi sento manco di accusare la società, ragazzi, perché la società ha fatto gli acquisti, quello che era la categoria, cioè secondo un tutti po' i top player per la categoria, sono i migliori della categoria, quindi è un contesto in cui saranno stati, come si parlava agli inizi, delle problematiche spogliatoi, problematiche di allenatore e società, perché se tu analizzi i giocatori singolarmente, sono i giocatori che in questa categoria hanno fatto la differenza negli anni, e si sperava che anche quest'anno, vedi il Caturano, il Cicerelle con gli infortuni, questi di Gil di Tacchio, ragazzi, stiamo parlando di fine, non ha fatto neanche un gol bravissimo, l'attaccante che non fa neanche un gol, l'attaccante che prima segnava sempre. Purtroppo sono di quelle annate in cui tutti quanti oggi stiamo dicendo tutti quanti in questo momento azzeriamo, cancelliamo, si ricomincia queste 4 partite, benissimo, più cariche di prima, la società, la squadra, l'allenatore, il tifoso, tifiamo tutti per una bandiera. Ma questa idea devono averla anche i giocatori. E appunto questo dicevo, Rosario. Lo so, ma dice a me che la società dovrebbe intervenire. Infatti, secondo me la società, l'unico errore che ha fatto, al di là di che magari è l'unico errore che poi porta delle conseguenze che poi diventano pesanti, la gestione. La gestione sia dei giocatori, di chi doveva gestire lo spogliatoio, di chi doveva mettere a posto le cose quando c'erano dei problemi. Ricordo qualche settimana fa Roberto Sorrentino disse proprio: questi microfoni non hanno un direttore tecnico, ma il direttore tecnico non si deve occupare del piano tecnico, ma deve essere lì come figura per entrare negli spogliatoi, al di là del lavoro che fa l'allenatore, quello che mette a posto le cose, che in gergo si chiama direttore tecnico, ma in realtà dietro fa un lavoro molto più
molto più diciamo importante dell'allenatore, tecnico, sono sì. d'accordo, perché è quello che va a sentire i mugugni, le lamentele, le problematiche di un giocatore e va a chiarire fra l'allenatore, giocatore, società. Tira l'orecchio. Tira l'orecchio, perché come stiamo andando tutto in un verso. Se tu, singolo giocatore, mi vuoi rompere lo spogliatoio, gli equilibri, io ti chiamo, ti siedo, dico aspetta, qual è il problema tuo? Questo è quello, vabbè, noi cerchiamo di sistemarlo, oppure senti, questa è la situazione. Ai cocchi di pupi ottina casa. Perfetto, no, non si può fare, però, ma perlomeno farle capire che questa è la strada da seguire un po' da tutti quanti, ragazzi. Io mi auguro e spero veramente con tutto il cuore riusciamo a uscire fuori da sta categoria prima possibile. Speriamo, questo è quello che si augurano tutti, va bene? Fortuna, no? Quella ci vuole sempre. Mister De Cento tornerà per i playoff, sì. Sì, ma io quello che chiedo non è fortuna, ragazzi, per l'ennesima volta chiedo la cattiveria. Fare uscire fuori la squadra! Perfetto, la cattiveria agonistica, quella che non c'è stato nemmeno ieri. Mi potete dire la partita fine stagione, ragazzi, non è così. Non è così. Un personale ieri perché gli ultimi 20 minuti mi hai tirato fuori veramente le palle, scusatemi, e hai chiuso l'Atalanta e l'hai fatto uscire più? Per quale motivo non me la fai dai primi minuti, dopo un quarto d'ora? E bisogna vedere se è l'Atalanta, che in quel caso già sapeva benissimo. Ma che stiamo discutendo? Marino ha detto un attimino fa, hai giocato con ragazzi 18, 19, 20 anni. Sì, ma e tu hai gente di 35 anni che realmente dice, ma io con l'esperienza la metto sotto. Ma non è così. Dice anche a livello di orgoglio. Rosario, se tu hai sentito quello che ha detto Marino, ha detto, cioè alla fine poi l'Atalanta si è fermata, non ha giocato più a calcio perché era sicura del 3-0. Complimenti, ma veramente, se no finiva 1-0 per loro. No, ma che stiamo dicendo? No, ma infatti il discorso mio è questo, cioè capire se poi alla fine è stato merito del Catania che è uscito gli attributi o merito, cioè, o demerito dell'Atalanta perché alla fine ormai ha mollato perché era sicura di partecipare ai playoff. Siccome la vedo calcisticamente e ti dico, il Catania ha espresso agli ultimi 20 minuti un pressing a tutto campo meraviglioso. Quello gli si viene chiesto dagli inizi della partita, un pressing totale a tutto campo, metti sotto la squadra avversaria senza rischiare nulla. Questo io chiedo, ma lo chiedo dal primo minuto, da quando abbiamo iniziato. È stata una partita con la radiolina all'orecchio, Rosario, per me è questo, perché poi alla fine il Catania comunque con la vittoria della Salernitana, con la vittoria del Cosenza era sicura di arrivare secondo, però a livello di orgoglio una partita del genere fa male. Ferdinando, scusa, come dice Mero, ora chiudiamo, ma fammi capire, fra 3 settimane andremo a fare sta cavolo di playoff, ma in quelle condizioni ancora ripeto, ma dove cavolo andiamo? Con quali criteri andiamo a fare? Con quale carattere si affronteranno? Ma poi capire anche con quale si affronteranno. Attenzione Rosario, io oggi poco fa ho aperto dicendo che per me questo non è calcio, perché io queste cose non li voglio vedere a nessun tipo di latitudine, perché questo è quello che abbiamo visto ieri è un esempio che fa male allo sport. Perché mi parli di ieri? La partita in casa e quella fuori casa prima e quella in casa prima? Ti sto parlando di questa perché stiamo commentando questa qua, no? Dico, è quello il problema, perché questo, come il resto anche le altre partite, non mi piace, questo non è calcio che mi piace a nessun tipo di latitudine, né se lo guardo da tifoso e nemmeno se lo guardo da sportivo, perché se io ieri non fossi stato un tifoso del Catania, vedendo una partita del genere, io subito avrei cambiato subito canale, perché da sportivo una partita di quella io non la vedrei, ma nemmeno se mi pagano. Scusami, tu mi parli sempre quella di ieri, analizza le ultime partite del Catania di quando hanno mandato. Rosario, quella è già dell'analizzata ed è stata quella che è un susseguirsi di non partite, di non giocare a calcio, e allora là ti viene il dubbio, perché una partita tu la puoi fallire. Poi se abbiamo giocato male, c'era caldo, trasferta, lontano, quello che vuoi tu, ma tu ne hai fatti 10 ore di quello là senza spirito di lotta. Lo so, hai ragione Rosario, sempre le ho viste sempre da tifoso. Però ieri a giochi fatti la vedi la partita in modo diverso, non hai quell'assillo di andare a vincere, cioè nel senso, io ieri guardavo la partita e ho detto ok, ora perdono, vincono, comunque mi prendo il secondo posto, ma la vedo con l'assillo, non la vedo con l'assillo di andare a vincere per forza. Attenzione che li vorrei vincere tutti, questo che sia chiaro, però ieri lo vedevo con una nota di rilassamento. Non lo so, io non sono poi d'accordo su quello, perché chi stava giocando in quel momento, guarda, dietro chi c'era? Allegretto, Viraccini, Chiarardi.
Piraccino non giocava da 4 settimane, Allegretto non giocava da 4 settimane, a centrocampo di noi non giocava non so da 4. Fammi vedere qualcosa che tu sei aggressivo, cattivo e vuoi giocare. Io li vorrei vedere. Io voglio giocare perché sono un giocatore del Catania. C'è il discorso che anche erano diffidati, no? No, non hai capito. Allora, se tu di agonismo magari rischiamo di prendere il cartellino e saltare la ragazzi, ferma un attimino. Io ho capito quello che vuole dire Rosario. Tu che giochi poco, dimostrami la tua voglia di giocare, perché nei playoff io ti metto titolare. Ti potrei mettere titolare, quindi dimostra il tuo agonismo, la tua voglia, la tua determinazione. Ragazzi, determinazione zero. Secondo me si sono lasciati andare in attesa di. In attesa che chiudiamo, scusami se ti interrompo, dicendo che io, come dice Mario, come diciamo un po' tutti, ho fiducia nei playoff, ma veramente lo dico con tutto il cuore. Sai, a proposito di questo mi permetto solamente per dare un attimino di spazio anche a chi ha scritto, c'è anche chi pensa proprio questo. Io penso che ci sarà totalmente un altro Catania ai playoff, c'è anche chi pensa questo, c'è anche chi pensa che sono letteralmente cotti al momento. Diciamo che c'è anche qui una spaccatura in due, come sempre. Ovviamente non sempre si va tutti sulla stessa direzione, però anch'io penso che comunque ci sarà un Catania diverso, perché le vicissitudini vissute in quest'ultimo periodo non sono state belle anche per loro da giocatori. Si è un po' scoraggiati, ragazzi. Secondo me si è spezzata un po' anche la loro linea, no? Sai, quando tu hai quella linea sei stato un po' frastornato, e adesso secondo me in queste 2 settimane concentrazione, un po' di meditazione, e si riparte più carichi che mai con il nostro Catania. È quello che ci auguriamo noi tutti quanti, dai. Va bene, ci auguriamo questo, va bene, dai. Va bene, Mary, diamo appuntamento a giovedì sempre dalle 19 alle 20 qui su Bella Radio con Sotto il cielo rosso azzurro. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto. Scusami, prima che lo dimentico, salutiamo anche il club Catania Malta che mi sta scrivendo Mario Anzalone, che ancora non l'abbiamo salutato. Salutiamo Mario Anzalone. Il club Catania Malta. Ok, ringraziamo anche loro, salutiamo anche loro e ci vediamo giovedì. Ciao ragazzi, buona serata, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ringraziamo come sempre tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ragazzi, perdonateci se non siamo riusciti a darvi tantissima voce, ma oggi è stata una puntata veramente movimentata. Ci risentiamo giovedì, la programmazione su Bella invece riparte domani mattina. Un bacione a tutti e